Cari amici, ben trovati. Oggi a Radio Chef vi riportiamo al salumificio Sfreddo. Qui con me c'è Valentina, ben trovata. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Allora, d'estate, c'è ancora più voglia di passare del tempo all'aperto, mangiare qualcosa di veloce, magari anche freddo, perché no? Perché c'è già abbastanza caldo fuori. E qui da Sfreddo potete gustare tutta la tradizione triestina del prosciutto cotto, del crème, della salsiccia di cranio e molto molto altro. Allora, Valentina, qua siamo proprio davanti al banco salumi e c'è di tutto, ma qui nel vostro punto vendita di Giarizzole, oltre che quello di Via Battisti, si può proprio anche acquistare un panino, qualcosa da mangiare velocemente. Qui a Giarizzole poi potete anche gustarlo al fresco. Certo, abbiamo un sacco di tavolini sia all'aperto che all'interno, con l'aria condizionata magari quando fa molto caldo, e si può tranquillamente mangiare il panino seduti oppure un panino di cotto, di Vienna, di cranio, di crudo, salame, indifferente, quello che uno vuole, oppure dei piatti. Abbiamo il piatto, quello nostro caldo, il piatto Sfreddo con i prodotti tipici, il prosciutto cotto, la porchetta, la Vienna e la cranio, tutto condito con senape e crème. Oppure appunto adesso che c'è un po' più caldo possiamo fare dei piatti un po' più freschi. Abbiamo l'insalata di riso con dentro comunque il nostro cotto, poi facciamo i piatti di burrata e bresaola, dei piatti di tacchino con la mozzarella e i pomodori secchi, sempre prodotti diciamo di nostra produzione. Parlo sempre dei salumi. Insomma, qua si può decidere di fare un pranzo oppure una merenda tranquillamente al fresco oppure in giardino. Eh sì, un pranzo è anche una sosta di lavoro, ma non solo, dovete andare al mare, potete passare qui prima di andarci e fare la scorta per il vostro pranzo o per prepararvi già un aperitivo da fare la sera al tramonto. E non vi preoccupate se invece dite ma io salumi non mangerei tutti i giorni, perché qui avete delle ottime insalate di riso, delle paste con le verdure e la gastronomia. Certo, si può fare tutto per asporto. Se uno ha bisogno e ha fretta ci può anche telefonare, ci può chiamare, noi prepariamo tutto, uno arriva, prende la sua spesa e può andare al mare oppure gli prepariamo le cose per le sue feste, se ha un aperitivo a casa con gli amici, senza nessun problema. Prepariamo anche dei vassoi con ad esempio delle cose impanate, melanzane e zucchine impanate, così uno a casa magari non usa i fornelli con questo caldo, quindi qua potete trovare un po' di tutto. E poi se magari avete invitato dei parenti da lontano, gli volete veramente far provare la vostra cucina e le tradizioni triestine, c'è veramente tutto quello che potrete cercare anche per preparare dei piatti particolari. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta prima. Dai, andiamo Valentina. Allora Valentina, eccoci qua, possiamo definire questo un piccolo supermarket a chilometro zero perché qui potete trovare tutti i prodotti del nostro territorio. Intanto i salumi di Sfreddo, io vi posso dire che qui in questa posizione potete sentire dei profumi eccezionali, no? Sì, esatto, qui abbiamo appesi i nostri crudi che uno può acquistare anche a pezzi interi, abbiamo il San Daniele oppure, scusatemi, il San Daniele questo qua è stagionato 24 mesi, oppure anche dei pezzi un po' più piccoli, uno deve fare magari una festa con poche persone oppure vuole fare un regalo, abbiamo i crudi da prezzo più piccolini sui 7 kg che uno può prendere e gestirsi facilmente a casa. Beh, ci sono dei veri e propri appassionati del taglio del prosciutto che poi a una festa fa assolutamente scena. Vieni Valentina perché qui noi andiamo avanti, abbiamo tantissimi prodotti tipici dagli amari del territorio, ovviamente il caffè e tantissime birre, senza contare anche la possibilità di provare sottaceti, sott'olio, condimenti per i formaggi e tanto altro, vero? Sì, qui abbiamo allora oltre alle birre artigianali del nostro territorio, veramente buonissime, e abbiamo anche del ottimo olio sempre del territorio e aceto buonissimo fatto da un grandissimo artigiano. Poi abbiamo le salsine da abbinare ai piatti, uno non ha voglia sempre di cucinare, abbiamo un sacco di tipologie sia a livello di selvaggina oppure anche più classiche al pomodoro, pesto, queste cose qua, tanti sottaceti, carciofini, tantissimi tipi di olive,
marmellate, biscotti, la pasta di Gragnano, insomma un sacco di cose. Beh, allora insomma venite qua e la vostra estate è garantita, avete idee per ogni giorno, da una cena in famiglia in giardino, in terrazzo, picnic in spiaggia in queste calde estate, avete veramente tutto quello che vi serve, ma non è finita qua, perché con tutto ciò, oltre alla birra, c'è anche la possibilità di gustare un buon bicchiere di vino, magari già fresco, no? Certo, nella sala vini, adesso vi mostrerò, abbiamo 2 frighi dove teniamo i vini, quelli fermi e quelli spumantizzati. Uno si può scegliere, abbiamo tantissime etichette, credo per tutti i gusti. Come dicevamo, Valentina, non poteva mancare il reparto vini, dove veramente ci sono i vini selezionati del territorio per tutti gli appassionati. Poi sappiamo che il momento in cui si gusta un bicchiere di vino è sempre un momento prezioso, no? Certo, il vino si beve volentieri in qualsiasi occasione e noi qua abbiamo veramente una grande selezione di vini, appunto del nostro territorio, sia fermi che spumantizzati, e abbiamo la possibilità in questo momento, ma insomma comunque tutto l'anno, di averlo anche fresco. Abbiamo 2 belle cellette dove teniamo i vini. Se uno ad esempio vorrebbe assaggiare un tipo di vino che non sa ad esempio il gusto, abbiamo la possibilità di farglielo assaggiare giù al banco, così prima di magari comprarlo può testarlo. Beh, questa è una grande possibilità, e poi ricordatevi che potete sempre passare a fare un aperitivo qui, quindi un buon bicchiere di vino e magari accompagnato dai vostri salumi. Qui a Giarizzole si sta nel giardino, che non è neanche male, verso sera, oppure dentro c'è l'aria condizionata. Non solo, perché se avete una cena all'ultimo momento, volete portare un vino già fresco, qui lo hanno conservato in frigorifero e quindi non avete neanche il problema, no, di dover aspettare il tempo che si raffreddi. No, certo, infatti uno viene qua, lo sceglie, possiamo fare anche il pacchettino regalo senza nessun problema, e così fa un dono gradito già pronto da consumare. Fantastico, Valentina. E la comodità è che se per caso Giarizzole vi è un po' lontano, siete in centro, avete anche il punto vendita di Via Battisti, dove trovate tutto quello che vi abbiamo raccontato qui, e c'è anche la possibilità di portarvi via un panino per asporto mentre fate 2 passi in città. Esatto, diciamo che adesso la nuova apertura di Via Battisti offre l'opportunità, oltre di fare la spesa, come è sempre stato, di farsi il panino, chi lavora in ufficio, là vicino, di farsi un panino per asporto, oppure anche mangiarlo lì nella salumeria, di tutti quelli che abbiamo anche qua, appunto di prosciutto cotto, di crudo, di mortadella, di salame, insomma si può anche lì chiamare senza nessun problema. Noi prepariamo, uno magari ha fretta, ha proprio i minuti contati, e quindi noi volentieri gli facciamo questo servizio. Fantastico, allora ricordiamo infine, Valentina, sia Giarizzole che Via Battisti, un po' quali sono gli orari. Voi avete comunque l'orario continuato? Allora, qua in Via Giarizzole abbiamo l'orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e al sabato dalle 8 alle 14. Mentre in Via Battisti l'orario è sempre continuato dalle 8 di mattina alle 19:30 di sera. Quindi insomma l'ora che manca la trovate comunque in Via Battisti. Noi vi aspettiamo, perché poi la prossima settimana vi sveleremo anche come organizzare una festa perfetta, grazie proprio a tutto quello che trovate da Sfreddo. Organizzerete una festa veramente che rimarrà nella memoria. Grazie Valentina e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Ciao. E dopo queste tentazioni irresistibili di Sfreddo, noi procediamo con la nostra puntata. Vi ricordo che ovviamente torneremo da Sfreddo anche la settimana prossima, perché parleremo di come organizzare una festa d'estate, un aperitivo, una grigliata, una festa in giardino, in spiaggia, un ritrovo tra amici, grazie a Sfreddo, sorprendendo tutti con poche mosse. Quindi non perdetevi la puntata della prossima settimana. Intanto però, tornando all'estate, procediamo pensando a pranzi estivi pratici e veloci. Infatti oggi vi parleremo di un grande classico, che è appunto la pasta fredda. D'estate frutta e verdura maturano in fretta e ovviamente hanno una conservazione meno lunga. Per questo la mia ricetta del giorno di oggi è pasta fredda svuota frigo antispreco. Come la prepareremo? Beh, innanzitutto prendiamo pennette, fusilli che ci sono avanzati. Sapete, quando si fa la
pasta capita che rimanga sempre un pochina di ogni tipo da parte, che non è mai abbastanza per fare la pasta successiva. Allora prendete un po' tutti gli avanzi, li preparate, scolateli al dente e li raffredderete subito sotto l'acqua. Quindi andrete ad unire, ad esempio, quei pomodorini leggermente morbidi che vi sono rimasti in frigo, tagliati a cubetti, poi qualche cubetto di zucchina grigliata del giorno prima, delle foglioline di basilico e una generosa manciata di dadini di prosciutto cotto da inserire nella vostra pasta per darle la giusta sapidità. Poi aggiungeremo un filo d'olio extravergine d'oliva e il pranzo da spiaggia è servito. A piacere ovviamente potete aggiungere tutto quello che vi è avanzato nei giorni precedenti, qualche pezzettino anche di formaggio, qualche oliva, qualche sottaceto. Sulla scia poi della corretta gestione dei cibi con il caldo, andiamo a fare la spesa come sempre ai supermercati Bosco di Trieste. I punti vendita sono davvero tanti, per esempio via del Coroneo a Trieste con parcheggio, il punto vendita in centro più comodo per chi deve usare la macchina, oppure in piazza Goldoni a Trieste per una spesa veloce o anche per acquistare il pranzo, quelle 2 o 3 cose che ci siamo dimenticati, centralissimo, e anche con qualche specialità dedicata. Poi c'è la nuova apertura ad esempio di via Pirano, oppure per chi abita sull'altipiano c'è il punto vendita di Opicina, ma insomma ce ne sono veramente tanti, li trovate anche online cercando i supermercati Bosco di Trieste, oppure sbirciate, se siete a Trieste vedete passare qualche bus con la pubblicità dei supermercati Bosco e tutti i punti vendita. Ma torniamo ai nostri supermercati Bosco, dove vi ricordo trovate sempre prodotti freschissimi, la possibilità di approfittare di qualche offerta del momento, anche ad esempio di quei prodotti che sono in scadenza e vengono spesso scontati al 50%. Potete approfittarne, ricordandovi che ovviamente d'estate, se si tratta di cose fresche, bisognerà veramente consumarli a stretto giro, ma una pasta come quella che vi abbiamo raccontato poco tempo fa è sicuramente la soluzione ideale proprio per poter approfittare anche di queste occasioni. E poi vi ricordiamo anche che per evitare sprechi in questo periodo in cui fa molto caldo, ricordiamoci di acquistare frutta e verdura in piccole quantità, ma sempre freschissima. E allora abbiamo preparato per voi anche una piccola lista della spesa di stagione perfetta per creare 3 insalate veloci con la frutta che sono ideali contro la calura. La prima proposta è l'insalata rinfrescante. Per prepararla vi serviranno la valeriana, dei meloni a cubetti, cetrioli e filetti di pollo cotti. Poi c'è l'insalata esotica nostrana. Per prepararla vi serviranno rucola, pesche a fettine e un tocco di formaggio caprino fresco. Ed infine l'insalata a contrasto gourmet. Quindi per prepararla useremo del lattughino, delle albicocche spadellate, dello speck croccante che trovate fornitissimo al banco carni e salumi di Bosco, dove la qualità è sempre di casa. E poi vi ricordiamo che se avete deciso di preparare una grigliata tra amici o di usare la vostra griglia in terrazzo o in giardino, vi basta andare da Bosco presso le loro macellerie, anche per esempio nel punto vendita di Viorrandini c'è tanta fornitura, e prenotare quello che vi servirà per la vostra grigliata, così l'avrete pronta e freschissima da abbinare ai tanti prodotti a chilometro zero anche del Carso Triestino. E perché no, all'ottima birra Bosco, ne trovate di varie tipologie proprio per tutti i gusti, da quella lager alla pilsner fino alla IPA e molto di più, ma trovate un fornitissimo bancone birre con veramente un sogno per tutti gli appassionati che vogliono provarne di tipologie diverse, oltre che la grande scelta di vini che trovate sempre ai supermercati Bosco. Ma passiamo al giardino, perché l'estate non è soltanto cucina, ma anche il momento di godersi l'orto e il giardino di casa. Per raccogliere le vostre verdure, quindi senza rovinare le piante, o per potare i piccoli arbusti estivi vi servono gli strumenti adatti. E qui entra in gioco Affila Utensili Natisone, Ale Proso di Premariacco. Sul sito filautensili.com scoprirete che da Affila Utensili Natisone non solo trovate tutto quello che vi serve per avere i vostri utensili sempre affilati alla perfezione, non solo coltelli da cucina, ma anche una selezione dei migliori utensili per il fai da te in giardino e nell'orto, con lame perfettamente affilate e bilanciate per lavorare in sicurezza e con il minimo sforzo. Perché creare significa unire, non solo separare, grazie appunto ai tagli perfetti che Affila Utensili Natisone vi propone per i vostri utensili nuovi oppure da far affilare, riuscirete a creare con serenità, senza infortuni e con tutto quello che il tocco estetico vuole
vuole, ma anche appunto la giusta manutenzione, come dicevamo per quanto riguarda il giardino. Andiamo in montagna anche questa settimana, perché se cercate un po' di fresco per sfuggire all'afa cittadina, allora la rotta ci porta dritti verso le vette di Sappada, dove non potete non fare una sosta rigenerante dagli alimentari Cardis. Qui l'aria fine incontra i sapori autentici della montagna, perfetti per fare scorta di formaggi saporiti di malga da abbinare ad insalate estive. Oppure, ancora più semplicemente, potete farvi preparare un pranzo direttamente dalla gastronomia degli alimentari Cardis. Lo chef li preparerà pronti per voi, non vi resta che chiamare, prenotare e scoprire quale può essere il piatto dedicato a voi. Per trovare tutte le informazioni, dare un'occhiata a quello che propongono, potete trovarli su internet, quindi vi basta andare su Google e digitare Alimentare Cardis, troverà Alimentari Cardis a Sappada, troverete il loro sito e tutte le ampie proposte gastronomiche che vi offrono nella bellissima cornice di Sappada. Non dimenticate, perché è anche il posto giusto dove fermarsi quando tornate a casa, dovete portare qualche souvenir, qualche amaro del bosco, come l'amaro Sappada, qualche salume, lo speck, oppure perché no, le proposte che sanno proprio di montagna e che prolungheranno questa vacanza anche quando tornerete a casa. Chiudiamo dalla parte opposta, dai monti passiamo al mare, perché la nostra puntata di oggi finisce proprio con il mare. Infatti abbiamo un collegamento speciale da una delle mete turistiche più amate della nostra costa. Lascerò infatti subito la linea a Lignano Sabbiadoro, perché lì troveremo lo chef Rudy Santuz pronto a presentarci un favoloso primo piatto interamente dedicato ai sapori, ai profumi e alla tradizione di Lignano, che come si dice, anzi come dicono, assomiglia alla Florida italiana. Per cui lasciamo la linea allo chef Rudy Santuz, che ci racconta di questo piatto ispirato Lignano. Noi con Radio Chef torniamo la prossima settimana con ricette, curiosità e molto altro, e voi scriveteci la vostra ricetta, perché avrete in omaggio il nostro grembiule a diretta@radio.0.it. Vi aspettiamo le vostre ricette. Buon fine settimana a tutti, vi lascio con Chef Santuz. Buongiorno a tutti, sono Rudy Santuz, lo chef del ristorante The Taste al Banquet. Siamo qui a presentare un piatto che abbiamo promosso quest'oggi, che andiamo a promuovere oggi per l'evento, è il piatto Florida, che praticamente comprende tutti i prodotti che troviamo nel territorio, le vongole, il branzino, i gamberi nostrani, e più abbiamo voluto richiamare anche i pinoli della pineta di Lignano, e più una sablé di pane tostato per richiamare la sabbia di Lignano, sabbia dorata. Se volete venire a assaggiarlo, venite qui al ristorante The Taste al Banquet nel Monaco Suite Hotel. Grazie a tutti, buonasera.